Parliamo di lavoro perché ieri è arrivata l'ufficializzazione della richiesta di Acciaierie d'Italia di aumentare il numero di cassintegrati. Si passa a circa 4.450, di cui 3.800 solo a Taranto. Quali sono le ragioni, ma quali sono insomma le condizioni? Più in generale lo chiediamo a Francesco Brigati di FIOM CGIL, che è in collegamento con noi. Buongiorno Brigati. Buongiorno a tutti voi. Brigati, ogni volta che parliamo di cassa integrazione i numeri aumentano. È qualcosa di irreversibile o, come dire, è un momento passerà? No, è un qualcosa di inspiegabile rispetto all'atteggiamento ovviamente della gestione commissariale e lasciatemi anche dire della gestione rocambolesca che sta avendo questo governo, in particolar modo il ministro Urso, sulla vertenza ex Ilva. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che il 12 giugno del 2025 hanno inviato una nuova procedura di cassa integrazione dove prevedeva già un aumento del numero dei lavoratori che saranno appunto sottoposti ad un periodo di cassa integrazione per un periodo fino a marzo del 2026 rispetto ai 2680, che era il numero che riguardava complessivamente lo stabilimento di Taranto. Si è passati, come dicevo prima, a 3.500 a seguito dell'incidente che c'è stato il 7 maggio del 2025. Che ha fermato l'altoforno 1, certo. Certamente, questo perché i 4.050 erano basati sull'accordo che precedentemente avevamo sottoscritto quando ci fu la fase dell'inserimento della fase della gestione commissariale, in cui sostanzialmente i lavoratori che erano collocati in cassa integrazione a Taranto erano 3.500 con un solo altoforno. Oggi abbiamo un solo altoforno e il numero dei lavoratori è aumentato drasticamente di ulteriori 300 unità per quanto riguarda Taranto, e lo giustificano parlando di squilibrio finanziario indotto dal peggioramento del rapporto tra costi e ricavi. Allora, il tema vero è che, come diciamo da tempo, le risorse che sono state messe a disposizione dal governo non sono necessarie ad avviare il risanamento dello stabilimento, non sono necessarie a garantire la ripartenza degli impianti e non sono necessarie a mettere in sicurezza gli impianti e i lavoratori. Questo è il punto vero. Allora, o mettono le risorse, questo ovviamente diremo dell'incontro che faremo al Ministero del Lavoro, seppur non è il Ministero competente, ma non accetteremo mai che ci sia una condizione di questo tipo ed un peggioramento sui numeri e una mancata prospettiva, perché poi tra l'altro sono loro che rinviano gli incontri, li posticipano, c'è diciamo una confusione generale e francamente ci siamo anche stancati di vedere propagande elettorali costanti da parte del ministro Urso, che va a Genova e gli promette un forno elettrico, viene a Taranto e ci dirà che farà 3 forni elettrici e 4 DRI, salvo poi scoprire che nell'accordo di programma si potrebbero installare fino a 3 forni elettrici. Brigati, ma sul sentore avevate avuto di questa nuova richiesta di IADI? Ma guardi, assolutamente no. Per una semplice ragione, come dicevo prima, con un altoforno i numeri erano quelli che si erano determinati. È successo che lunedì c'è stato un incidente, c'è stato un problema sul nastro trasportatore che carica l'altoforno numero 4 e hanno aumentato lunedì stesso per il giorno dopo un numero, senza ovviamente consultare le organizzazioni sindacali, questo mi ricorda un po' la gestione Morselli, in cui sostanzialmente aumenta il numero dei lavoratori senza il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e soprattutto su cosa appunto sia accaduto in quella circostanza. Chiaro. Un'ultima domanda. Tutto questo influirà, immagino, anche sulla vendita, cioè sostanzialmente l'ultimo altoforno si è fermato qualche giorno fa, ma l'Ilva è sostanzialmente spenta. Come può essere appetibile una fabbrica del genere, Brigati? Ma io guarda, non è assolutamente appetibile, e se tu mi scrivi dentro la procedura di cassa integrazione che c'è uno squilibrio finanziario, io dovrei subentrare. Qua c'è l'altro errore del governo che accelera sulla vendita. Noi dobbiamo prima garantire la ripartenza degli impianti per poi fare la transizione ecologica. Se già c'è uno squilibrio finanziario, mi spieghi appunto chi sarà l'investitore, se non appunto ancora una volta svendendo un asset strategico del nostro paese ad un ulteriore multinazionale e poi avere problemi nuovamente fra qualche mese, fra qualche anno. La cosa che diciamo da tempo è che l'unica soluzione è che ci sia un intervento dello Stato che garantisce queste questioni che appunto stavo poc'anzi dicendo. Speranze perché questa avvenga, però onestamente le vedo particolarmente minime.
sono molto lontane. Penso che questo governo stia sbagliando e continuerà a sbagliare se non ascolterà quelle che sono le esigenze del territorio, che non sono solo dal punto di vista occupazionale, come abbiamo sempre rivendicato, ma anche dal punto di vista della transizione. Dal 2012 ad oggi sono passati 13 anni e non è successo nulla all'interno di quello stabilimento. Abbiamo sempre il ciclo al carbone e se uno vuole davvero prospettare una diversificazione della produzione, io credo che il governo debba fare la sua parte. Grazie a Francesco Brigatti di FIOM CGIL per essere stato con noi. Naturalmente torneremo a disturbarvi. Intanto buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata.